provincia di Cesimo Spastriati e siamo qua a Roma Termini. E siamo qui per intervistare le persone, per capire un po' l'opinione che hanno su Napoli e sui napoletani. Ciao! Sentite che è una bella zona, però sentite che è molto sporco. Quello che ho sentito. Che è molto sporco, però le ragazze sono tutte bellissime. Con tutto il rispetto per Napoli, io ci sono andata di volte, quindi non è che la conosco, ma per sentito dire sicuramente l'aspetto, insomma, quello che si vede è il massimo. Ma di Napoli o dei napoletani in particolare? I napoletani non li conosco. Il giovane che è formato non può andare, come succede oggi, dalla nonna quando si deve andare a votare, dico nonna chi vota. Non può porsi la domanda, oddio devo andare a votare, vado o non vado. Deve avere la maturità e la consapevolezza che il voto è una cosa importante, se no succede che ti mangiano in testa i politici. Allora il risveglio deve essere vostro. Proponete una legge che introduca a scuola la formazione politico-istituzionale. Io per esami fino alla fine, all'ultimo anno di scuola io devo prendere il diploma, ma devo conoscere bene la materia